Faccio io la manovra. Non è stato buono. Prova. Vai avanti, va avanti. Quella, ciao ragazzi. Allora, adesso stiamo andando a portare il ruelon dentro il capannone. Infatti abbiamo irrigato per l'ultima volta il mais e niente, adesso lo mettiamo via fino all'anno prossimo. Prima di partire con il video però vorrei salutare Enrico, che ha la pagina Instagram Il Sasso Frasso, per avermi regalato questo bellissimo cappello. Se volete passate a dargli un'occhiata, fa tante costruzioni in legno molto belle. Adesso non perdiamo altro tempo e andiamo a recuperare il ruelon. Bene, siamo pronti a partire. Lo giro già. Dovevo cambiarla la gomma che tanto io. Perché cos'ha? È È rotta? No, Si piega tanto? non riesco a fare quando c'è tanta pressione. Ma da più di 10 anni ormai. Quando è che la... Quando è che tolgono l'acqua? Al 30 di settembre. 30 settembre, L'ultimo basta. giorno. Comunque Comunque vieni dietro a te. no. Allora, in pratica dovete sapere che mi sono preso anche un Gorilla Pod. Adesso non posso farvelo vedere perché la GoPro c'è sopra. E quindi adesso pensavo di fare un Ruelon View. Vabbè, in pratica provo a attaccarla qua se riesco, però non so se ci arriva. No, più la gira. No. Ah, così sì. Poi casca a terra. Basta che vai a pianino. Va piano,
Hai visto che robetta che ho preso? Va. Potente. Allora la GoPro per fortuna non è cascata. Vedo che porta via spazio, no? Ma perché lo tenevi così? Fatto carica il motore? Ma glielo attacchi lo stesso? Ah, perché no, qui non te attacca mia. Perché tocca le rue con quello del motore. Allora, per metterlo dentro però nel capannone, prima dobbiamo tirare fuori il carro. Questo qua è quello dove mettiamo dentro l'uva, e se no non ci passa, insomma. Adesso dove lo metti? Lì nell'angolo a sinistra? Ma per forza, perché qui sai che mi entri avanti con l'uva? Faccio io la manovra. No, Non è stato buono. prova. No, che ste spacca il ruelon. Mette una marcia curta. Vai, gira in giù qua. No, bisogna testare così all'ulivo, fermo. Questo qui. Perché? Perché se no ti fai fatica dopo tirare. Gira, sta vicino a qui. Indrizza adesso. Indrizza. Gira adesso, al contrario, gira. No, così. Così, sì. Indrizza adesso. Gira il portone, vedi, tornando No, gira là, sta, bisogna che sfiora il pilastro. Va avanti, va avanti.
Va avanti. No. Cosa c'è? Dietro per le massa alte. So che si è girato, non c'è problema. Segni massa, parchi. Va avanti. Va avanti. Va avanti. Va avanti. Segni massa, parchi. Va avanti. Va avanti. Stai tranquillo, tranquillo. E che ne so io che era troppo alto. E che ne so io che era troppo alto. Va avanti. Va avanti. Tranquillo. E che ne so io che era troppo alto. E che ne so io che era troppo alto. Stai tranquillo. E che ne so io che era troppo alto. Te ci saresti andato addosso perché non l'avresti neanche visto? Ma l'ho visto che era girando anche. Cosa devi fare? Spingerla in là? Dai. Boom. Adesso non ciapa più dentro. Perché un cambrio così c'è più un andrio. Va bene, dai, va. Gira adesso al contrario. Gira adesso, gira al contrario adesso. E dopo vai là ancora. Dai. Vieni. Boh. Adesso vai là. Va avanti là, cosita. E dopo vai fuori col muro là così. E allora riesci ad andare vicino al muro. Ancora un po', avanti al massimo come si può. Boh, adesso gira tutto subito, là. Dai, così va bene. Così, dai, gira adesso, così. Gira. Sì, così, no, gira ancora, dai, gira, avanti. Così, vai. Adesso raddrizza subito così. Boh. Dai, indrio così, va bene. Dai, così. Dritto adesso. Gira al contrario. No, contrario. Dai, così, vai. Vai così. Boh! È giusto. Cioè, che roba? Me l'hai fatto proprio a che roba? Beh, insomma, manovra parcheggio perfetto direbbero. Ma che roba? Proprio attaccato, nel senso. Insomma, a volte ma 30 centimetri che tanto la tua. Non l'avresti parcheggiato neanche te così bene? No. Magari uno come me che mi fa segnare.
io le volte che lo porto dentro, siccome l'ho visto che l'è più alta, lo dico, era Nino che mi fa dire sì. Da me quella, qualcosa da battere, perché si stacca questo. Va bene dai ragazzi, allora alla fine sono riuscito a fare la manovra perfetta, però ho rischiato un bel po', vabbè dai. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, ringrazio ancora molto Enrico del Sasso Frasso e tutta la famiglia. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, in caso positivo fatemelo sapere zappando un like e iscrivendovi al canale e noi ci vediamo alla prossima puntata.